David si consea conduce i sorestants di miars e di centenars e conduce i prins. A tutte l'assemblea di Israele David urdisè: se us par e se il Signor nestri Dio alle d'accordo, visin i nestri fradis restati in tutte le regioni di Israele, i predis e i levits, tessitas dai loro passons, di dassi donge a tordinò. Così o tornarin a portare l'arche dal nestri Dio culì, donge di no, perché che non vin più sta da ori dai temps di Saul. Tutte l'assemblea si chiata d'accordo di fa così, perché che la proposta è semea giusta ai voi di tutto il popolo. David acclamò donge tutto Israele, di Sicor de Git fin tremai alla forte di Amat, per trasportare l'arche di Dio di Kiriat Jearim. David, insieme con tutto Israele, all'è su a Baale, in Kiriat Jearim, cagliere di Giude, per portare di lì l'arche di Dio che dicevano il Signore che l'è sentato sui cherubins. De chiese di Abinadab a trasportare in l'arche di Dio sunt un chiar nuv, crei, use e achio amenavin il chiar. David e tutto Israele abbalavin plui che podevin denan di Dio, chiantante e sunan citaris, arpis, tamburei, covertoris e trombis. Rivat sull'aria di Chion, use a slungia la man partigni sal dell'arche, perché i bus le facevin triculà. Ma la rabbia del Signore si infogà quintri di Uze e lo colpì, perché aveva slungiato la man sull'arche. Così al morì lì, denanti Dio. David si avvilì un'evore, perché il Signore gli era venuto inrabbiato quintri di Uze e mette non a di che lui perez Uze, che disi così anche in di voi. In che dì David, al chiappapore di Dio e al pensare, se mu podaressi io fa mena donge l'arche di me, donge l'arche di Dio, così David non portà gran l'arche donge di sé, tessità di David, ma le indreccià vers la chiesa di Obed Edom di Gat. L'arche di Dio era stata chiesa di Obed Edom per 3 mesi. Il Signore al benedì la chiesa di Obed Edom e tutte la sua roba. Chiram, re di Tir, al mandà mes di David con un len di cedri, con muradors e con marangons per fare su una chiesa. Allora David riconosce che il Signore lo aveva confermato re per zore di Israele e che il Soream gli era un evore portato per via dal suo popolo di Israele. David alciolè altris femminis in Gerusalemme e in nasserin fis e fis. I fis che erano nascuti in Gerusalemme avevano nome Samuel, Sobab, Natan, Salomon, Ibcar, Elisue, Elipelet, Noghe, Nefeg, Iafie, Elisama, Beeliade, Elifelet. Quando i filisteos avvenirono a sapere che David gli era stato un zut re su tutto Israele, avvenirono di lui per brincarlo. Appena saputo della roba, David al salta fuori in quintriur. I filisteos arrivarono e si sparnicciarono per conche di Refaim. David all'interpellà Dio. Somarti quintri dei filisteos, ma immettis tu te mes mans? Il Signore gli rispondè: marce, che io te metterai testos mans. Lor all'erin su a Balam per Azim, e lì David io pestà. Allora il disè: Dio mi dian di me all'aver zut un slambri i miei nemici, come un slambri fa da laghe. Perché
il luc lo clamarin Baal Perazim. I filisteos allassarin lì i lor dius e David al de ordin che io brusassin tal fuc. I filisteos tornarin a sparniciarsi per conchie un'altra volta. David all'interpellà in Daur il Signore, che gli rispondè: non sta là su Daur di loro. Daur la volte e brinchiu de bande dai venchiars. Quanche tu sintaràs sun sur di tal padis jenfrid des pontis dai venchiars, allora tu l'aràs fura a combatti, perché Dio l'arà denant di te per fruciare il campamento dei filisteos. David al fasè Daur che Dio gli aveva ordinato, al fiscà l'esercito dei filisteos di Gabaon fin tremai a Gezer. La in nomina di David si sparniccià in tutti i paesi, biel che il Signore lo faceva diventare tremendo fra mies di tutti i popoli.